Attenzione! La 300! Quanto mi ha scazzato perdere quella di prima? Ah, la 300, mitica, mitica ragazzi. Ma io sono un folle a dirvi, a dimostrarvi l'efficacia di questa difesa. Sono veramente un folle. Posso dire di essere un folle. Niente, arrocchiamo corto, non c'è problema. Tu facevi il figo e noi arrocchiamo corto. Sono veramente un folle, un folle. Solo un folle potrebbe, uno poco sano di mente potrebbe pensare che tutto ciò va bene. È il momento di fare sul serio. È il momento di fare sul serio. Va bene, va bene. Sì. Ok, adesso c'è questa. Tu hai quella lì, giustamente, come risorsa. Hai quella lì come risorsa e il matto non c'è perché la donna tiene. La donna tiene todos quantos. Todos quantos. Todos quantos. Juan Pablos. Figlio di quella grande donna che è tua madre. Una grande donna, cioè alla fine ragazzi, quando uno ha una gran donna come madre, esci un gran uomo, devo dire onesto, cioè diventi veramente un gran uomo. Quando invece la madre è un po' peccaminosetta, la madre peccaminosetta è un problema. È un problema perché poi si creano situazioni imbarazzanti con amici a scuola, tua mamma, lo so, lo so. È così, è così, è così, è così. Cavallo, volevo il cavallo io. Volevo un cavallo nero, nero, nero. La 300 ammazza tutti e che te lo dico a fa'. Guardalo, 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 questo arrocco lungo come ci arriva, guardate, guardate, voglio... Bam, bam, è arrivata, va, basta, basta, è tutto finito. Non c'è bisogno di preoccuparsi, è tutto finito, amico, tutto, tutto finito, tutto finito. È tutto finito. Guardate il tempo come avanza. Cosa sei? Un trecentista avanzato tu? Non ho capito, cioè, fammi capire un po' sta situa. Fammi capire un po' sta situa. Non ho capito la situa. Uè, frate, mbare. Non ho capito che situa che stai creando appositamente per questa situa. Facciamo così. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, posso dirlo un'altra volta? Vuoi che te lo ridico ancora? Mamma mia. Come diceva una volta Super Mario, mamma mia. Super Mario 64. Che spettacolo. Ma dove li fanno più giochi così? Dove? Dove? Ma dico dove? Dico dove li fanno più? Non li fanno, punto. E questa è la cruda e triste realtà. No, c'è l'alfiere, c'era l'alfiere, c'è qui, c'è quell'altro alfiere. Attenzione, attenzione, situazione abbastanza tragica. Non scambiamo pezzi perché la situazione è tragica e quando è tragica... questa era tragichina. Era tragichina, ammetto che era tragichina. Si va, si va. Difesa 300. Mamma mia. Totally imbattuta, tranne quel mouse, quel premove. Niente, tutti trecentisti oggi, non ho capito. Sono tutti che conoscono la difesa 300. Cioè tu sei
ucraino conosce la difesa 300. Cioè è arrivata fino lì, ragazzi, oltreoceano, ma non c'è l'oceano da... Fa niente, è andata anche oltreoceano. Incredibile, incredibile, ragazzi. Cioè rimango veramente esterrefatto. Più divulgo il verbo della 300, più mi rendo conto che il mondo ha bisogno di trecentisti. C'è proprio... c'è questo calo di... questo bisogno... giù da qui perdo la donna fra poco, questo bisogno incombente di trecentizzare. Orco Giuda, I don't have vista, tra l'altro c'ha anche più tempo di me, dunque c'è da divertirsi. Questa non sarà facile per niente, ma anzi sarà una bella spina, sapete le spine in quei posti dove non batte il sole. La mia donna è fuori gioco. Donna fuori gioco, ragazzi, completely fuori gioco. L'unico modo che ho per riattivarla è tramite manovre allusive. Continua ad avere un discreto vantaggio. Continua ad avere un discreto vantaggio l'amico. Continua ad avere un discreto vantaggio dato dal fatto che è comunque un cattivo ragazzo. È un cattivo ragazzo, altrimenti non mi spiego tutto ciò. Non me lo spiego, non me lo so spiegare io. Attenzione, attenzione, la 300 non si ferma perché continua sempre con la sua variante formidabile, incredibile dell'arrocco lungo. Incredibile, incredibile ragazzi. Ma che arrocca lungo anche lui? Arroccato corto, è il momento. Noi lo lasciamo al centro questa volta il re, perché non si sa dove andrà, capito? Lo lasciamo al centro il re. Questo vuole attaccare sulle case chiare, vuole venire qui con la donna. Ma problemi non ce ne stanno, amico. Non ce ne stanno. Di problemi non ce ne sono. Tu vedi qualche problema? No, io non vedo niente di tutto ciò. Se lo vedessi, te lo dicessi. Se non me lo diresti, non te lo dicessi. Furbetto, mio furbetto. Furetto, furbetto. Hai perso il cavalletto. Sì, quel cavallo qui comunque è troppo forte. Questo cavallo qui è troppo forte. È troppo forte. Questo lo devo tenere in qualche modo, Scacco. Lo dovevo tenere, lo sapevo che dovevo tenerlo. Va bene. Va benone. Ok. Pigliati l'altro cavallo. Attenzione, colpo di scena. Colpo di scena. 2 secondi ragazzi, 2 secondi per questa 300. 2 secondi per questa 300. 2 secondi, solo 2. Solo 2 e la 300... E la 300 si fa subito valere, guardate quanto spazio si riesce a prendere. E lui che pensava, ingenuo, di riuscire ad arroccare corto. Ma come fai ad arroccare corto se io mi prendo tutto questo spazio? E se ora ti spingo qui? Saresti veramente un ingenuo, guarda, veramente, cioè non capisco come
si possa nel 2021 ancora pensare di battere la 300. Mi sembra, non so, un eufemismo, non so neanche cosa significhi, ma so che è una cosa bella. E adesso è arrivato il momento che tutti noi aspettavamo. Re al centro. Ci soggioghiamo del nostro avversario, ci soggioghiamo. Attenzione, attenzione, attenzione. Ci soggioghiamo del nostro avversario. Va bene, un raddoppino. Un raddoppino ci sta sempre. Un raddoppino ci sta sempre. Che cacchio di fortuna che c'hai. Così. 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 E segue matto. Vai, si va, si va, si va. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!